Domenica 30 settembre gli ingegneri e gli architetti aspettano i cittadini presso circa 50 piazze in tutto il Veneto. Ci saranno 200 professionisti a disposizione dei cittadini per illustrare quelle che sono le opportunità offerte dal Sisma Bonus e dall'Eco Bonus in termini di esenzioni fiscali. Illustreremo ai cittadini, oltre a queste opportunità, anche l'ulteriore eventuale come si può dire, disponibilità a fare una visita del tutto gratuita presso il loro edificio, la loro abitazione e il loro alloggio. È una visita, ribadisco, del tutto gratuita che darà una prima informativa sullo stato di conservazione e di eventuale rischio del proprio fabbricato. Perché è importante rispondere a questo appello per le abitazioni? Il Veneto si dice non è a rischio sismico, è così? No, assolutamente, non è assolutamente vero che il Veneto non è a rischio sismico, anzi diciamo che tutto il territorio nazionale, quindi compreso anche il Veneto, è tutto a rischio sismico. Diciamo che ci sono delle zone maggiormente a rischio e delle zone a rischio un attimino minore. Comunque tutta la fascia pedemontana che va praticamente dal confine col Friuli Venezia Giulia in corrispondenza del Cansiglio e fino ai monti, il Monte Baldo, insomma, di Verona, tutta questa fascia qua è una fascia ad elevato rischio sismico. Ci sono poi delle zone anche puntuali in cui con ogni probabilità il rischio è pari a quello che c'è dalle parti di Gemona, del Friuli, insomma, ecco, quindi, e quindi a maggior ragione domenica è importante esserci perché cresca questa sensibilità appunto da parte dell'opinione pubblica anche per quanto riguarda la tutela, diciamo, del proprio bene immobiliare.